Basta lunghe ed estenuanti code agli sportelli amministrativi dei 14 distretti sanitari dell'USL Vicentina. Dal 2 dicembre, prima in Veneto, è partito in Sordina un nuovo servizio online, Salta la fila, che consente, seduti comodamente da casa, di svolgere molte pratiche amministrative. In un mese e mezzo sono state già 200 quelle inviate, ma quali sono quelle che l'utente può fare via internet? Della scelta revoca del medico, del pediatra, la denuncia del nuovo nato, l'esenzione del ticket, l'accesso al telecontrollo, telesoccorso, telemonitoraggio, mentre prima bisognava fisicamente accedere, e sono una buona percentuale quasi tutte le pratiche distrettuali, adesso si possono fare tranquillamente online. I 59 comuni dell'USL e i 14 distretti sono tra loro collegati. Il procedimento studiato è intuitivo anche per chi magari non è avvezzo all'uso della tecnologia o è anziano. Si parte con l'accesso al sito dell'USL per poi scegliere il tipo di richiesta. Istruzioni automatiche accompagnano l'utente nella compilazione dei moduli con i dati anagrafici e il consenso all'utilizzo degli stessi per fini amministrativi. Si stampa, si firma per poi scansionarlo o anche fotografarlo. Il tutto deve essere allegato con un documento di identità e altri documenti, se necessari, e si preme il tasto invio. L'utente sarà aggiornato passo dopo passo via email attraverso delle notifiche sull'avanzamento della pratica, inviata, presa in carico, processata. Un vantaggio per il cittadino, ma anche per i servizi sociosanitari. Comporta minor code, minor presenza, minor movimento, minor spostamento, minor inquinamento e soprattutto ottimizzazione dell'uso del personale. 100.000 le pratiche amministrative prese in carico all'anno, la stima è di arrivare ad evaderne online 1.000 al mese, ma ovviamente chi con internet è impacciato può sempre recarsi allo sportello.